Sardegna Motor News, Paolo Frailis, direttore di gara oggi qui a Tramazza. La gara odierna come si è svolta? La gara odierna si è svolta benissimo perché ci ha accompagnato il tempo innanzitutto. I piloti sono venuti in numero abbastanza importante, una gara correttissima, non è successo niente di particolare. Abbiamo fatto 3 manche, una meglio dell'altra. Specifichiamo anche il tipo di manifestazione oggi. Sì, il tipo di manifestazione. Aperta a quali tipo di macchine? Aperta, diciamo che abbiamo visto tutte le macchine tranne le motociclette, ma mi sembra che partecipano in generale alla cronoscalata, sì, slalom. Sì, è Gincan, avevamo un bel numero anche di macchine che fanno solo Gincan, che si divertono con testa a coda e quant'altro, quindi però diciamo che la gara di pista non è per le Gincan, però oggi era una festa, e allora il pubblico si è divertito perché essendo una macchina che si gira in pista e tutto, il pubblico è così, si diverte quando vede una cosa non tanto regolare, anzi va che il rumore fa parte il rumore, poi, sì, beh, il rumore, io direi a volte musica più che rumore, perché i motori sprigionano una musica per noi, per le orecchie nostre che siamo abituati da anni a stare in mezzo. Tramazza con Gianni Sanna, pilota della 500 elaborata. Come è andata la gara, Gianni? Guarda, la gara è andata benissimo, ho avuto questa macchina nuova e grazie a questo mio amico Paolo Cinto di Cabres che mi ha dato la possibilità di usare questo prototipo derivata da una Fiat 500 motorizzata con un motore di Kawasaki 750. La manifestazione è andata benissimo. Hai potuto vedere anche tu che i partecipanti abbastanza numerosi. La tua stagione per il prossimo anno come sarà? La mia stagione per il prossimo anno è, diciamo che stiamo mettendo su un formula, quindi se ci sarà un buon calendario per fare gare in formula in salita andrò su un formula, se no mi accontento della mia Peugeotino 206 gruppo A che tanto mi ha dato soddisfazione. Saluto diciamo, a tutta l'organizzazione, anch'io compreso perché faccio parte, e quindi a tutti i piloti, a voi giornalisti, diciamo a tutti, dai. L'organizzazione dalla Ichnusa Promotors, giusto? L'organizzazione Ichnusa Promotors da tantissimi anni in piedi, che oggi mi ritrovo al loro fianco e do una mano volentieri.